Ciao ragazzi, benvenuti nel Parco della Valle del Menago di Bovolone, che taglia il traguardo dei 30 anni di vita fra natura, storia, recupero di specie in via di estinzione e moltissimo altro. Insomma, una vera e propria oasi naturalistica e faunistica che si sviluppa su circa una quarantina di ettari e lambita da una parte dal Menago, il fiume che ha dato vita a Bovolone, e dall'altro dalla Fossa Nuova, che è un altro corso d'acqua estremamente vitale per il comprensorio bovolonese. Oggi questo è diventato un luogo molto fruibile, amato dalla comunità bovolonese, ma non solo, e proprio per la ricchezza faunistica e per l'organizzazione tematica molto avveduta che la caratterizza. Perché dovete pensare che qui si può passeggiare tra lunghi filari di alberi, ammirare gli animali in diverse situazioni, visitare, ammirare il laghetto, visitare il villaggio preistorico che è stato allestito nell'isolotto artificiale costruito all'interno di questo laghetto. Insomma, un luogo magico in cui si può veramente recuperare un rapporto con la natura, ci si può ritemprare, riflettere prima di tornare alla vita e alla frenesia di tutti i giorni. Ma tutto questo non è arrivato a caso, è stato prima pensato e poi concretizzato, lasciando però all'epoca che fossero il tempo e la natura a fare il loro corso per far diventare questo luogo così come lo vedete oggi. 30 anni fa questo luogo, oggi così bello, ordinato, amabile, vivibile, non era affatto così. Ma una persona pensava che lo potesse diventare. Ma all'epoca non fu affatto facile convincere cittadinanza ed amministratori della visione a lungo termine in chiave naturalistica che questo luogo poteva avere. Cosa c'era qui 30 anni fa? 30 anni fa, negli anni 1990, praticamente c'era solo campagna. Gli agricoltori coltivavano mais essenzialmente, ed erano gli agricoltori che avevano ricevuto i terreni a metà del secolo XIX. Per la povertà, subito dopo la guerra, il comune aveva affidato ad ogni famiglia 3 campi per poter sopravvivere, e hanno continuato questa tradizione fino al 1994. Soltanto qualcuno era ancora agricoltori, molti erano pensionati che tenevano i terreni così per tradizione, ma non era un essenziale della loro vita. E allora era un terreno che tra l'altro rendeva niente al comune. Si parlava di 1.200.000 lire di allora, quindi per 120 campi erano 5 euro all'anno di affitto, e allora abbiamo pensato di recuperare quest'area perché diventasse un polmone verde per tutti i cittadini. È stato facile arrivarci? È stato molto difficile. All'inizio abbiamo avuto il problema, nonostante così che i contadini fossero anziani, di recuperare i terreni. Abbiamo dovuto lavorare molto, siamo entrati in carica a metà giugno, nel giro di 6-7 mesi siamo stati costretti a fare varianti, incarichi, consigli comunali, espropri per arrivare ai primi di marzo ad avere i terreni disponibili. Però adesso è un polmone molto bello. Soprattutto anche la fauna è ritornata, abbiamo soprattutto tanti uccelli, il picchio verde, il picchio rosso, ma soprattutto ad esempio il rigogolo, che durante l'estate abbiamo questi concerti eccezionali di un uccello molto bello che viene tutti gli anni. Ormai c'è una colonia fissa che tutti gli anni ritorna a Bovolone. Da zona agricola, anche se ormai con una importanza marginale, come avete sentito, ad area verde destinata al pubblico, alla gente. Si trattò quindi di un cambio di destinazione importante, frutto a sua volta di una intuizione che, se detta ai giorni nostri, in un contesto di dibattiti sul cambiamento climatico, potrebbe apparire quasi normale, visto che obiettivamente in questi ultimi anni la sensibilità ambientale sembra fortunatamente essere aumentata. Ma all'epoca non era così. Non era certo facile proporre un cambio di destinazione come questo, togliendo cioè della terra una produzione comunque agricola e da reddito, per farla diventare un qualcosa destinato alla gente, al pubblico, al ristoro del corpo e dell'anima.
Quindi oggi che cosa rappresenta obiettivamente questo parco per Bovolone? L'importanza di questo parco non è solo per Bovolone, è per tutto il territorio, perché lui è al centro della pianura veronese ed è nel cuore della pianura di Dogi, perché noi vogliamo rilanciarlo grazie anche alla Camera di Commercio e grazie al turismo, rilanciare questo bellissimo parco. L'importanza del parco, quello che è la flora, la fauna e l'importanza dell'acqua. Esplosione di colori di questa natura, di questi bellissimi canti di nostri animali, dell'importanza dell'acqua, dei suoi corsi d'acqua, del suo laghetto, dove all'interno c'è questa isola preistorica molto importante, e quindi è quello che voglio dire ai cittadini: siamo abituati ad andare al lago, andare in montagna, ma non apprezziamo quello che abbiamo in casa nostra. Questo valore, questi progetti, grazie ai nostri volontari, grazie a chi lo gestisce, alla Ghea, ai volontari, a chi ha creduto a Luciano Zago, perché hanno messo il cuore e l'anima per creare tutto questo. Ma vi dico, venite a passeggiare in questo parco, perché la tranquillità che vi trasmette questo parco è unica, perché qua c'è la musica che passa attraverso le rame dei nostri alberi, attraverso i nostri fiori, attraverso le nostre piante. Questa musica che vi arriva dentro vi porta tranquillità. Un parco nel corso del tempo cresce, si evolve seguendo ovviamente i ritmi della natura. Ma perché questo avvenga in maniera armonica, ma anche tenendo presente quello che è l'obiettivo principale, ovvero la fruibilità da parte del pubblico, occorre che questa evoluzione venga gestita, promossa, divulgata, accompagnata in sostanza. Ed ecco allora che subentra l'intervento umano, ovvero l'opera di persone specializzate, professionisti, che ogni giorno qui mettono occhi, mani e progettualità. Perché gestire 35 ettari di flora e di fauna, insomma, non è un compito semplice, è un patrimonio che va conservato e divulgato. Ed è allora qui che l'uomo diventa il vero protagonista nella gestione e nella valorizzazione della natura. È un onore gestire 40 ettari con un gruppo di volontari che quotidianamente si dedicano ai lavori, e sono tanti e diversi. Pensiamo alla cura quotidiana degli animali da affezione, tutti i giorni dal da mangiare, e il sabato prendersene cura controllando gli zoccoli, le malattie, strigliare le asine, eccetera, fino anche alla manutenzione del verde, quei lavori di giardinaggio che su 40 ettari di boschi, prati e siepi vuol dire lavorare moltissimo, e anche con una visione di recupero del materiale in modo che rimanga poi sempre nel parco. Volontari che si dedicano alle potature, al taglio dell'erba, alla manutenzione degli arredi, alla gestione degli spazi al chiuso e anche ai servizi alla comunità, tenendo aperti i servizi quei giorni di festa o le domeniche. Come l'hai visto cambiare? Il parco sono alberi, arbusti, e in maniera naturale sono cresciuti in altezza, cresciute le chiome, maggior biodiversità di alberi che accoglie maggior biodiversità di animali, per cui a livello naturalistico è esploso. E a livello umano anche, perché poi le persone sono iniziate ad arrivare, a venire, scolaresche, famiglie, anziani, giovani, che quotidianamente o saltuariamente vivono il parco. Che futuro vedi per questo parco? Ha un futuro splendido, nel senso che maggiore didattica, maggiore formazione, maggiore educazione, e quindi anche educare le nuove generazioni, le nuove famiglie, i nuovi politici a un rapporto diverso con la natura. Sarà sempre più importante approfondire questo tema, e anche un luogo di benessere, se consideriamo che già nei paesi anglosassoni, ad esempio in Scozia, il medico di base prescrive dosi di natura, perché ormai è certo che la natura ci aiuta, ci fa stare bene. Per cui un luogo che speriamo venga sempre più vissuto dalle persone, che trovino sempre più benessere, e poi quando un posto ti fa stare bene è ovvio che anche tu cerchi di aiutarlo a stare bene, per cui è un lavoro di simbiosi tra la comunità e la natura all'interno di un percorso educativo di rispetto reciproco. Il Parco del Menago è stato realizzato in un'area
chiave per capire la storia del paese, perché dovete sapere che anticamente il paese sorse praticamente qui, in un comprensorio che non era sicuramente come lo vedete oggi, era infatti completamente paludoso e acquitrinoso. E i ritrovamenti importantissimi, i ritrovamenti archeologici che sono stati fatti circa una quarantina di anni fa qui vicino, fanno capire che qui esisteva una civiltà la cui presenza è databile addirittura già dal secondo millennio a.C. ed era una civiltà che basava la propria sussistenza soprattutto su caccia, pesca, agricoltura primordiale. Le origini del paese sono state ricreate nello splendido villaggio preistorico ricostruito seguendo il più fedelmente possibile le indicazioni fornite proprio dalla storia raccontata dai reperti ritrovati nei siti scavati qui vicino. Il villaggio è gestito da Trame di Storia, un'impresa sociale formata da archeologi professionisti che qui organizzano workshop e dimostrazioni della vita preistorica, creando un'atmosfera che contribuisce ancora di più a rendere interessante questo luogo, apprezzato da comunità scientifiche e studiosi di diversi atenei italiani e internazionali. Cosa state predisponendo per arricchire ancora di più la presenza del parco? Allora, c'è il cantiere in atto delle nuove aule didattiche, che è frutto di un progetto che oramai è anni che l'amministrazione ha messo in atto, è stato fonte di varie revisioni, finalmente siamo arrivati ad avere il progetto di una struttura che è congrua e comunque è buona per il nostro parco e tentiamo entro fine anno di riuscire ad inaugurarle. Queste aule didattiche hanno il fine di dare a chi ha in gestione il parco la possibilità di avere una struttura nuova per poter avere la ricezione di tante scolaresche. Quindi il nostro obiettivo è quello di aumentare il bacino di utenza del parco per le scuole e per chiunque vuole fare un po' di educazione ambientale.